Tornano i cantieri del SIR 3. Dalla prossima settimana, infatti, operai al lavoro in via Sografi per la realizzazione della piattaforma su cui correrà il tram. Dopo i lavori all'incrocio Sografi-Forcellini realizzati lo scorso agosto, dal 15 gennaio la strada verrà chiusa in entrambi i sensi di marcia. Nel frattempo proseguono i cantieri già in corso, come quello in via Morgagni, che ricordiamo è stato posticipato perché si è reso necessario un intervento sulle fognature, quello al ponte di Volta Barozzo e quello all'interno del quartiere parallelo a via Piovese. Nelle prossime settimane, inoltre, verranno anche completati alcuni interventi su via Piovese. Abbiamo già realizzato la parte relativa all'incrocio tra via Sografi e via Forcellini e questo ci permetterà di non toccare via Forcellini, che rimarrà quindi aperta. I lavori nella prima parte partiranno da subito dopo fino a via Rosmini, mantenendo quindi nelle strade laterali la possibilità di raggiungere via Sografi e quindi l'ospedale. L'accesso invece in quell'area dove ci saranno i lavori sarà sempre consentito ai residenti e anche per il raggiungimento delle attività commerciali che stanno soprattutto all'incrocio, diciamo, fra le due vie, via Forcellini e via Sografi. Procediamo in questa maniera, quindi con delle piccole deviazioni per permettere comunque la possibilità di raggiungere l'ospedale, mentre chi deve transitare da est a ovest su via Forcellini lì invece non verrà intaccata la viabilità e rimarrà come è oggi.